Cari amici, buonasera e benvenuti. Da un po' di tempo che non ci vediamo, qualche volta ci siamo visti in modo un po' clandestino e da questa sera abbiamo deciso di riprendere con le conferenze del 13. E anche questa sera abbiamo portato qui una persona graditissima, una splendida e brava giornalista che poi sarà introdotta dalla nostra cara amica Tiziana di Nexus. Io vi auguro una buona serata, siamo pochi, siamo buoni e comunque questa sarà ripresa e quindi poi riusciremo a vederla anche su YouTube. Sì, buon ascolto. Buonasera a tutti, intanto è sempre un'emozione stare a contatto con il pubblico, stasera in particolar modo perché sembra uscire dai moti carbonari, insomma, cioè i nostri diritti fondamentali in questo periodo sono messi a dura prova. Cose che fino a ieri erano normali socializzare, oggi sembra quasi non lo siano più, insomma, e questo è un grande peccato. Quindi un applauso a Francesca per il coraggio e a voi che siete qui e a me all'onore di presentare Germana Leoni. Allora, Francesca mi ha presentato come Tiziana, per chi non mi conosce sono appunto Tiziana Chiarion, seguo da circa 20 anni e più le edizioni Nexus. E diciamo che sono sempre stata dietro alle quinte, però Nexus lo sento un po' mio, una parte di me che ho accudito in tutti questi anni e ho lottato per mantenerlo vivo e ancora presente. Negli ultimi anni abbiamo avuto dei grandi cambiamenti, molti di voi sapranno che appunto Tom Bosco, il nostro direttore, ci ha lasciato per nuovi orizzonti e personalmente non mi sono sentita di abbandonare questo progetto che è stato fondamentale in tutti questi anni per la storia, per il tipo di informazione che propone e quindi ho veramente fatto i salti mortali per poter essere qui di nuovo con la testata. Abbiamo da circa quasi un anno un nuovo direttore, il giornalista Simone Massetti, che magari chiederò a Francesca di ospitarlo per poter avere un incontro anche con tutti voi. È una nuova, avere il coraggio di portare avanti un'informazione di questo genere, ce ne vuole tanto, perché fare informazione al giorno d'oggi è veramente difficile. L'informazione cambia e soprattutto cambia il modo come si fa informazione. Oramai possiamo attingere su internet, sui telefoni, sulle chat, di tutto e di più, però c'è informazione e informazione. Oggi c'è moltissimo sensazionalismo, la gente è un momento molto delicato, si dice di tutto di più, non abbiamo ancora capito il perché di questa pandemia, cioè facciamo un esempio, però ci sono un sacco di dichiarazioni, di ipotesi, di informazione che viaggia, che a volte però se andiamo poi alla fonte ci delude un pochino. Ecco che per noi di Nexus fare informazione con la I maiuscola è sempre stata una questione estremamente seria e in questo ultimo periodo ci stiamo impegnando proprio per portare ancora più autorevolezza nella nostra testata e portare anche più informazione nazionale, visto che la testata è di carattere internazionale, abbiamo voluto dare anche più spazio ai nostri autori italiani. Comunque troverete in fondo l'ultima rivista, io vi invito a sfogliarla anche per capire come sta cambiando, la linea editoriale che sta prendendo e vi invito a seguirci perché è un lavoro impegnativo che però col tempo ha dato molta soddisfazione e soprattutto è un lavoro importante. Arriviamo a noi alla serata, qui con me c'è Germana Leoni, giornalista professionista che ho conosciuto circa 3 anni fa, non certo per ragioni di lavoro e piacevolmente ci siamo conosciute, abbiamo cominciato a frequentarci e all'improvviso, sapendo che io sono editore, lei giornalista, io ho lasciato che le cose maturassero, un giorno mi chiama e mi dice: ma cosa dici Tiziana se ti
ti faccio pubblicare Julian Assange. E che dire, ho detto, niente di meglio da fare in questo momento, soprattutto in un momento in cui la nostra libertà è messa a dura prova. Con grande piacere e onore ho accolto questa sfida e abbiamo lavorato a stretto contatto in questo libro, e prima di andare avanti cominciamo a fare un po' le domande, a entrare nel vivo. Dico, perché Julian Assange, un libro su Julian Assange? Buonasera a tutti innanzitutto. Allora, perché Julian Assange? Perché è un giornalista come me, tanto per cominciare, un giornalista al quale hanno chiuso la bocca, hanno impedito di parlare. E a questo punto io ho pensato, e ho proposto anche a Tiziana, visto che gli hanno chiuso la bocca, la voce gliela diamo noi. E così nasce questo libro che racconta la storia di questo giornalista, che è un giornalista australiano, il quale ha praticamente, in Australia era un hacker, parliamo di un personaggio con un quoziente intellettivo stratosferico, veramente al di sopra della media, e il quale a un certo punto ha costituito una sua piattaforma sulla quale ha cominciato a mettere, dunque, un uomo ossessionato dalla verità, dalla ricerca della verità, e che combatteva la segretezza, e ha costituito questa piattaforma sulla quale ha cominciato a mettere, a postare dei documenti autentici che non erano stati hackerati da lui. Attenzione, questo è molto importante, non è più un hacker a questo punto, ma che riceveva dai famosi whistleblowers, che sono le gole profonde, quindi personaggi insiders che non concordavano con la linea politica del governo ai quali appartenevano e passavano le informazioni, ma soprattutto passavano i documenti. Quindi tutte le informazioni di Julian Assange sono informazioni documentate. Poi anche hacker vari, come per esempio The Anonymous, gli passavano informazioni, e lui ha cominciato nel 2006 a pubblicare varie informazioni. Ora, finché ha pubblicato delle informazioni che non disturbavano praticamente i grandi manovratori, non è successo assolutamente niente. Quando ha cominciato a pubblicare nel 2010 quelli che sono conosciuti come diari di guerra afghani o diari di guerra iracheni, a questo punto sono nati i problemi. Perché? Perché lui stava rivelando in retroscena, tutto tranne che legali e veramente imbarazzanti per l'amministrazione, soprattutto americana ma anche britannica, e a questo punto questo è il momento in cui dal nulla si materializza una accusa per stupro dalla Svezia. Ora, un'accusa per stupro che lo costringe praticamente a darsi alla macchia, perché insieme all'accusa per stupro parte un mandato di cattura internazionale. Va da sé che questa accusa era fondata assolutamente sul nulla, tant'è che queste due donne che l'avevano accusato, una delle due ritratta, la seconda, ma sì, però, e salta fuori che di stupro nessuno aveva mai parlato, si trattava di sesso condom manomesso, questa era stata poi, alla fine era quello che era venuto fuori, quindi in pratica non esisteva. Tant'è che dopo anni, la stessa magistratura svedese ha dovuto ammettere che non esisteva, scusate, ci siamo sbagliati, non esiste uno straccio di una prova. Però nel frattempo Julian Assange è stato costretto, inseguito da un mandato di cattura, aveva detto anche: io vengo a contrastare le accuse in Svezia a condizione che nessuno mi estradi negli Stati Uniti, dove lo ricercavano, perché lui stava pubblicando documenti che imbarazzavano l'amministrazione americana. Questa garanzia non gli viene data. Julian Assange si rifugia all'interno dell'ambasciata ecuadoregna di Londra e gli viene concesso l'asilo politico e resta per 7 anni all'interno di una ambasciata, praticamente segregato, spiato, cose di questo genere. Finisce nel 2019, cambia il presidente ecuadoregno, da Rafael Correa termina il suo mandato, subentra Lenin Moreno, che era un presidente
che aveva un disperato bisogno di ingraziarsi l'amministrazione americana e soprattutto di ingraziarsi l'IMF. E infatti revoca lo stato di rifugiato politico a Julian Assange, riceve soldi a palate dall'IMF e la polizia britannica fa a questo punto irruzione all'interno dell'ambasciata ecuadoregna di Londra, lo trascina a forza e non so se qualcuno di voi, poi magari me lo dite, se qualcuno di voi ha visto le immagini di questa scena veramente spaventosa in cui quest'uomo invecchiato di 20 anni, nel giro di 7 anni, viene trascinato fuori dall'ambasciata e questo è veramente un'immagine, l'emblema del trionfo del potere sul diritto ed è una cosa che veramente toglie il fiato. Da lì viene rinchiuso all'interno di un carcere di massima sicurezza, il carcere di Belmarsh, dove marcisce ancora in attesa. Allora c'è stato un processo, l'estradizione a Julian Assange non è stata concessa e io vi premetto questo, cioè se lui fosse stato estradato avrebbe dovuto scontare 175 anni di prigione all'interno del sistema carcerario americano, inghiottito nei meandri del sistema carcerario americano e sulla base di una legge di tempi di guerra, una legge veramente del 1217 mi pare, che è l'Espionage Act, quindi qui abbiamo un personaggio che dunque nessuno ha mai contestato le accuse a Julian Assange, sono riconosciute come vere, tutto quello che lui ha denunciato corrisponde a verità. Quindi abbiamo un giornalista australiano che viveva in Europa, che non si capisce per quale strano motivo dovrebbe rispondere alla legge americana. Ha una legge di tempi di guerra, poi tra parentesi. Quindi diciamo che il governo britannico si salva la faccia, lui non viene estradato negli Stati Uniti e per misteriosi calcoli della giustizia britannica resta in galera, rinchiuso da 2 anni in questo carcere di massima sicurezza, senza che nessun capo di imputazione penda sulla sua testa. Questo è qualcosa che viola il diritto internazionale, tutto, qualunque cosa. Quest'uomo sta ancora marcendo all'interno di un carcere, la sua salute è oramai in condizioni estremamente precarie, ha problemi polmonari, ha problemi di respirazione. Noi temiamo che non sopravviva abbastanza per vedere la luce, ammesso e non concesso che questa luce esista, e questa è la situazione attuale. Un paradosso, letteralmente un paradosso. Non solo, Julian Assange è stato anche tolto dalla sua famiglia, i suoi cari, sì, l'unica persona che lo sta seguendo adesso attualmente è il padre. Noi ci chiediamo dove sta finendo la libertà, quindi un uomo che ha portato alla luce fatti e misfatti di servizi segreti e di governi e anziché essere proclamato salvatore, eroe mondiale, esatto, viene carcerato e noi ci chiediamo cosa stia succedendo anche ai giorni nostri, no? Cioè siamo più o meno alle stesse condizioni, quindi lotta alla libertà. Ecco che Julian Assange, in questo momento pubblicare un libro su Julian Assange l'ho trovato estremamente importante. Importante perché qui la libertà di informazione, la libertà di stampa germana viene messa a dura prova. Cioè, vuoi parlarci anche di questo aspetto, visto che tu sei giornalista e il mondo dell'informazione? Sì, il mondo dell'informazione è quello che voi vedete. 2 parole solo su questo, perché è talmente ovvio. Voi aprite i canali da Rai 1 alla 7, 8, 9, tutti i canali, c'è una voce sola, c'è un pensiero unico, c'è una voce unica. Non so se avete notato che non esiste più contraddittorio, non esiste più un dibattito, nessuno può obiettare quella che è la narrativa ufficiale e questo, signori, io chiedo a voi se vi sembra democrazia. Quando viene meno la libertà di stampa, viene a cadere il pilastro centrale e principale sul quale le nostre democrazie occidentali sono fondate.
Hai parlato prima di questi gola profonda, whistleblowers, che sono dei personaggi emblematici, cioè, che lavorano a contatto con i governi, i servizi segreti, scoprono, cioè non accettano poi di sottostare alle scoperte che poi fanno. Allora io direi facciamo una premessa, poi vorrei chiedere a voi io delle cose, stravolgiamo tutto quanto, oggi farò io delle domande a voi. Innanzitutto vi voglio spiegare più o meno cos'è la natura delle denunce di Julian Assange, vagamente. Allora, questi diari di guerra afghani, lui evidenzia quelli che sono stati i crimini di guerra commessi in Afghanistan, quelli che sono stati i retroscena, i sotterfugi, tutte le beghe internazionali, e poi abbiamo i diari di guerra iracheni, dove lui stessa cosa, crimini di guerra eccetera, ma con i diari di guerra iracheni soprattutto è un filmato che ha scosso l'opinione pubblica ed è quello che si chiama collateral murder. Che cos'è? È un video, un filmato dal quale si vedono 2 elicotteri americani Apache che a un certo punto sorvolano Baghdad e a un certo punto aprono il fuoco su un gruppo di civili, normali cittadini che stavano chiacchierando in una piazza di Baghdad. La cosa anche più sconvolgente del video è l'audio, perché voi potete sentire dall'audio che dai 2 elicotteri Apache si passano, dai uccidili, dai un altro bastardo morto, cioè sembra che questi ragazzi, perché sono dei giovanissimi ragazzi, stiano giocando ai videogames massacrando la gente. Il risultato sono 18 morti. A questo punto si vede arrivare un van nero. Allora, all'interno di questo gruppo ci sono 2 giornalisti della Reuters. Vengono colpiti, uno dei 2 giornalisti non muore subito e si trascina sull'asfalto cercando di raggiungere un riparo. È il momento in cui sopraggiunge un van nero. All'interno il conducente fa quello che avremmo fatto tutti quanti, vedi un ferito, vedi dei morti per strada, vedi un ferito che si trascina, scendono 2 persone dal van nero, soccorrono il ferito, cercano di portarlo nella macchina e di caricarlo, e questo è il momento in cui da uno dei 2 elicotteri parte un'altra raffica, vengono uccisi i 2 soccorritori, viene ucciso il ferito, e all'interno vengono feriti 2 bambini, perché il papà stava portando a scuola 2 bambini. Quindi questa è una situazione, questo è stato una delle pochissime scene di cui l'opinione pubblica ha potuto venire a conoscenza, ed è stato talmente forte l'impatto che nel momento della trattativa, quando all'epoca Barack Obama doveva trattare con il premier iracheno al-Maliki la permanenza delle truppe americane, prioritario per Obama era che le truppe americane non fossero assoggettate alla legge locale irachena. E questa era la condizione sine qua non per la permanenza delle truppe americane. Sconvolti da questo video collateral murder, gli iracheni non concedono a Barack Obama, per la prima volta nel giro di tantissimo tempo, non concedono questa condizione, il permesso. E Barack Obama a questo punto è costretto a dare l'ordine di ritiro delle truppe americane in Iraq entro il 2011. Perché è importante questo? Perché questo dimostra che la verità ha il potere di cambiare il corso della storia. Noi con la verità possiamo cambiare le cose. Questa è l'importanza di Julian Assange. Questo volevo dirglielo tanto per farvi inquadrare più o meno il contesto. Poi la tua domanda me la sono già dimenticata nel frattempo. All'informazione. Come riceve Julian Assange informazioni? Attraverso, a parte gli hackers, Anonymous. Non so se avete presente questi che hanno la maschera sul viso, gli Anonymous, sono degli hacker internazionali molto famosi. Ma poi soprattutto dai cosiddetti whistleblowers. Non esiste una vera e propria traduzione in italiano, diciamo gole profonde. Sono personaggi che all'interno dell'amministrazione molto spesso sono dei membri dei servizi segreti, a un certo punto magari sono entrati nei servizi spinti da buona volontà, dalla voglia di aiutare il proprio paese, e poi si accorgono però che
diciamo, le cose non rispecchiano quelle che erano le loro aspettative. E a questo punto si pone un problema di coscienza. Uno è Edward Snowden, che tutti ricorderete, è l'americano, un membro della NSA, National Security Agency, che è scappato in Russia. Ma importante per Julian Assange è stato Chelsea Manning. Era un giovanissimo militare dell'esercito che finisce a Baghdad, scopre, viene a contatto con dei documenti riservatissimi che gli aprono uno spettacolo molto diverso da quello che lui si aspettava. Questo all'epoca era un ragazzo molto giovane, in una situazione di un po' di fragilità e di debolezza, per motivi suoi personali, e lui a un certo punto decide che in coscienza e moralmente non può assecondare tutto quello che vede. Cosa succede? Succede che a questo punto lui spedisce direttamente alla piattaforma Wikileaks, quindi a Julian Assange, tutta una serie di documenti. Fra questi, per esempio, vi è anche questo collateral murder del quale io vi ho parlato un attimo fa. La persona di cui io sto parlando è Chelsea Manning, che era nato come Bradley Manning, poi ha cambiato sesso, si è riconosciuto. Tutta questa vicenda gli ha fatto prendere consapevolezza della sua vera natura. Oggi è Chelsea Manning, riconosciuta dalla legge anche americana come Chelsea Manning, ed è una coraggiosissima giovane donna alla quale va la nostra riconoscenza, perché ha permesso alla verità di emergere. Questa è la storia ho preso Chelsea Manning perché è la più importante, ha pagato, è stata in carcere, è stata a un certo punto scarcerata, chiamata dai giudici, le è stato chiesto in cambio della libertà, di tradire Julian Assange. Stiamo parlando di una persona che aveva già un tentativo di suicidio, perché il carcere era durissimo, tanto che Amnesty International stesso si era espresso contro la durezza della detenzione di Chelsea Manning. E al momento in cui le viene detto: se tu non testimoni contro Julian Assange torni in carcere, la sua risposta è stata: muoio piuttosto di tradire. Ed è tornata in carcere. Altri 2 tentativi di suicidio, dopodiché un giudice di origine italiana, tra parentesi, questo ci fa molto piacere, la rilascia dicendo che adesso basta così. Oggi è una libera cittadina e, ripeto, a lei va la nostra riconoscenza, ma ve ne sono tantissimi altri, perché nel libro troverete, uno pensa, non si parla mai di questi personaggi perché i nostri governanti hanno paura dell'emulazione, hanno paura che vedendo lei tanti altri possano seguire, per cui non ne parlano mai. La verità è che tantissimi altri, anche senza sapere, hanno seguito. E per esempio nel libro trovate la lista di tutte le persone, quasi tutti i membri dei servizi segreti, i quali a un certo punto hanno denunciato. E la cosa più bella, secondo me, più singolare di tutto questo è il premio che è stato riservato a Chelsea Manning e a tutti questi personaggi, tra i quali ci sono personaggi molto famosi, li troverete, ed è un premio che consiste dal valore di $20. Qui abbiamo miliardi che vengono. Questo è il premio Sam Adams, così chiamato proprio in onore di un famoso whistleblower, e questo $20, che è il premio secondo me in assoluto più prestigioso, è un candelabro con una candela accesa che dimostra la fiammella della luce in tanto buio. Questo è il premio Sam Adams, che è stato riconosciuto a Chelsea Manning, a Edward Snowden e tantissimi altri, cui troverete l'elenco nel libro. E noi speriamo che questa fiamma continui ad ardere, sì. Infatti. Julian Assange, niente come sembra. E questo titolo, da come che è uscito fuori, io so in retroscena che poi la coincidenza. Va bene.
Va bene, non amo tanto parlare di me, però alla domanda la risponderò. Niente è come sembra. Io mi trovavo negli anni 90 in una Cambogia devastata da una terribile guerra civile che era cominciata nel 1979 alla caduta dei Khmer Rossi ed è finita nel 1993 con la pace delle Nazioni Unite. Ma nella fase dal 90 al 93, quando io ero in Cambogia, c'era questa guerra che era veramente molto pesante. Quando io sono arrivata, e ero ovviamente per lavoro, stavo facendo il mio lavoro, mi rendevo conto che le cose che io vedevo non corrispondevano a quello che mi veniva riferito, la stampa raccontava. Per cui ero veramente confusa. Poi stiamo parlando degli anni 90, quindi è qualche anno fa, insomma. Per cui a un certo punto mi ricordo c'era il coprifuoco, c'era un albergo solo, l'Hotel Cambodiana di Phnom Penh, e all'interno di questo albergo non è che c'erano turisti, giornalisti, trafficanti d'armi, spie, giornalisti che facevano finta di essere spie o viceversa, insomma una cosa così. E un giorno, tutti sapevamo chi era chi, io mi trovavo seduta al Ciclo Bar e stavo pensando e rimuginando, ma io non riesco veramente a capire, ero anche appena arrivata. Vicino a me c'era quello che poi si sarebbe rivelato, anzi io lo sapevo già, era comunque un membro dei servizi segreti americani. Gli chiedo, perché dammi una mano, aiutami, che cosa, non capisco veramente, dammi una mano per orientarmi. E lui mi ha risposto queste parole, che sono state poi la mia guida da quel momento in poi. Ricordati solo che niente è come sembra. E dall'ora in poi avrei verificato che effettivamente quello che ci raccontano molto raramente corrisponde a quello che è in realtà. Quando si legge un libro del genere ci chiediamo perché oggi ci passano certe informazioni, non c'è più niente da stupirci. Certo che però per capire questo bisogna avere già un background, già una preparazione certo, di base, perché sennò la comprensione diventa un po' difficile. Come secondo te, come possiamo leggere i tempi che viviamo attualmente? Oh, questa è una domanda veramente come possiamo leggere? Io trovo una cosa, stavo rileggendo ultimamente un libro importantissimo che posso suggerire a tutti quanti, La banalità del male di Hannah Arendt, in cui viene messa praticamente a nudo quelle che sono state le motivazioni che hanno permesso che un terzo Reich avvenisse per come è stato. E leggendo quelli che sono stati i commenti dello psicanalista, dello psichiatra americano che ha intervistato Hermann Göring nel carcere di Norimberga, mi hanno colpito due cose, che lui ha messo in evidenza due cose. La prima è la paura, cioè tu praticamente tu riduci tutti quanti all'obbedienza terrorizzandoli, ma poi anche, e infatti Hermann Göring aveva detto, se tu vuoi ottenere quello che vuoi da un popolo, di loro che sono attaccati. E poi lui aveva aggiunto denuncia i pacifisti come dei traditori, in pratica. Questo era il nocciolo del pensiero di Göring. Ma poi lo psicanalista americano aveva messo in evidenza quella che è la tendenza delle persone normali, come tutti noi, di fidarsi. Cioè, questa fiducia, questa delega di fiducia che noi facciamo a chi ci governa, qualche volta è anche ben riposta, ma non necessariamente. Dovremmo comunque sia sostituire alla parola fiducia la parola ricerca. Cioè come noi possiamo difenderci? Cercando, controllando. Abbiamo comunque gli strumenti, perché comunque sia internet, è vero che c'è di tutto e di più, però affinandoci un pochettino col tempo si riesce a valutare che cosa è bufala, che cosa è una cosiddetta fake news e che cosa è verità. Quello che noi secondo me dobbiamo fare è proprio questo, verificare, controllare, cercare e ricordarci soprattutto che la fiducia è qualcosa che non si dà gratis, si conquista. Assolutamente. Qualche domanda a supporto? Chiediamo a voi, cosa sapevate di Julian Assange?
infatti voglio capire. Cioè. No, beh, di Julian Assange sapevo quello che si dice in giro, insomma, per me comunque è un eroe, non metto in discussione. Volevo invece sapere una cosa, secondo un libro che ho letto, quali sono le origini di Julian Assange? È vero che lui in gioventù apparteneva a una setta, i suoi genitori appartenevano a una setta? Grazie. No, allora sì e no. Allora no, lui poverino non apparteneva a nessuna setta, nel senso che era proprio piccolo. Diciamo che la madre, il compagno della madre a un certo punto apparteneva a una setta di una signora la quale credeva di essere, si spacciava per la reincarnazione di Gesù Cristo, e soprattutto all'interno di questa setta sembra però, perché le informazioni sono piuttosto frammentarie, sembra che costringesse i bambini anche a sessioni di digiuno, a privazioni, a punizioni piuttosto severe, e poi era soprattutto tutto circondato dalla segretezza, tant'è che il suo motto è: io non parlo, non vedo, non sento. E Julian Assange era veramente piccolo. A un certo punto la mamma, quando si è resa conto della natura di questa setta, è praticamente scappata, e da lì Julian Assange ha passato il resto della sua vita, ha passato per esempio le scuole da una tappa all'altra, praticamente era un ragazzino con uno zainetto sulle spalle che fuggiva da questa setta. Ecco, queste sì sono le informazioni che abbiamo. Quindi no, lui poverino non apparteneva a nessuna setta, anzi fuggiva da una setta, però pare, qualcuno ha commentato che questo regime di segretezza al quale lo avevano costretto all'interno anche per un periodo limitato, sia alla base della sua disperata ricerca invece di trasparenza. Questo è, credo di aver risposto, se ho risposto alla sua domanda. Grazie. Allora, dunque, c'è un rifiuto della Corte britannica di concedergli l'estradizione, però al tempo stesso non c'è un riconoscimento dell'attività giornalistica di Julian Assange. Diciamo che si sono mantenuti su una situazione di mezza misura, probabilmente non volevano sbilanciarsi da una parte, non volevano contraddire l'amministrazione americana dall'altra. Ora qui non si condanna nessuno, chissà a quale pressione sono comunque stati sottoposti anche i giudici britannici, perché sappiamo che possono essere convincenti. Comunque adesso, quindi, l'estradizione è stata rifiutata. C'è il ricorso della difesa di Julian Assange che richiederà qualche mese ancora da un lato, e dall'altro lato c'è comunque l'appello degli Stati Uniti, del governo degli Stati Uniti, che fa appello alla sentenza perché insiste nel richiedere l'estradizione. Questo è. Chiaramente una volta che avviene l'estradizione. No, certo, dovesse avvenire l'estradizione non sentiremo più parlare di Julian Assange, questo è chiaro. Però anche perché il processo è le stesse Nazioni Unite, il relatore speciale delle Nazioni Unite, Nils Melzer, ha detto, parole sue, che Julian Assange ben difficilmente avrà un processo equo negli Stati Uniti, per cui finirebbe inghiottito nei meandri di questo sistema carcerario, e quindi non lo so, la situazione è lì appesa. Si attende il ricorso della difesa, si attende l'appello degli Stati Uniti, e lì. E intanto lui sta in galera senza nessun capo di imputazione, tra parentesi, perché non esiste uno. C'è una vita finita. È una vita finita, sì. È una vita finita. Per aver detto la verità, punto. Questo è Julian Assange è reo di aver detto la verità, e la verità va nascosta, cioè i governi, laddove commettono qualcosa di non necessariamente bello, trasparente, eccetera, non devono essere imbarazzati, non amano essere imbarazzati, pena la reclusione di un giornalista, che tra parentesi è un australiano. Cioè, la domanda è: ma da quando in qua un cittadino australiano deve sottostare alla legge americana? No, infatti,
Ma attenzione, l'Australia fa parte dei cosiddetti Five Eyes, che sono i paesi che sono praticamente agiscono all'unisono, che sono Gran Bretagna, Stati Uniti, Canada, Nuova Zelanda e Australia, appunto Australia. Le ultime vicende, prendiamo un esempio, l'amministrazione Trump, non ci sono giudizi, io non ne metto mai giudizi, racconto fatti tutti documentati, mai come un'amministrazione americana, mai come un presidente è stato evidente che non decide di testa sua, perché Trump è entrato con un programma e non ha potuto seguire questo programma, è stato veramente l'esempio del fatto che esiste un potere superiore a quello persino del Presidente degli Stati Uniti, è quello che chiamano comunemente lo Stato profondo, lo Stato della sicurezza nazionale, il governo ombra, il governo parallelo, chiamatelo come volete, però è chiaro che esiste, che i politici non sono alla fine coloro che determinano le linee guida, parlo soprattutto di politica estera, che poi è quello che conta. Ci sono delle lobby molto potenti, fra le quali possiamo citare Big Pharma, Big Tech, ma soprattutto per esempio anche il complesso militare industriale, e a questo punto ricordo il presidente Eisenhower, il quale pochi giorni prima di lasciare la Casa Bianca aveva proprio denunciato il potere di quello che è il complesso militare industriale e aveva detto agli americani che avrebbe potuto mettere a repentaglio, che non bisognava, che non dovevano permettere che questo complesso militare industriale assumesse un potere spropositato, quello che già lui denunciava stava assumendo, perché tutto questo avrebbe potuto mettere a repentaglio le libertà costituzionali dell'individuo. E quindi abbiamo questi hanno praticamente come formato un cartello, ripeto, queste grandi e potenti lobby che alla fine sono quelli che attraverso i vari think tank, attraverso i vari NGOs, alla fine influenzano moltissimo quella che è la politica americana e possono anche mettere sotto ricatto i membri del Congresso per far approvare delle leggi, oppure abrogare delle altre, cioè sono i cosiddetti influencer, sono coloro che poi alla fine costituiscono quello che, a detta di moltissimi, che poi leggerete nel prossimo libro, hanno denunciato l'esistenza di questo governo ombra. Cosa ne pensi del comportamento del presidente Trump, che ha dato la grazia a tutti e non l'ha data ad Assange, al di là del fatto che poi si può dire ma potrebbe essere pericoloso, però io dicevo un piccolo atto di coraggio proprio no? Sì, infatti non ha certo... Allora, dunque, Assange è tabù, è un discorso tabù, per cui il motivo per cui il presidente Trump non ha concesso la grazia è perché probabilmente punta a ricandidarsi nelle prossime presidenziali e sapeva che se lo avesse fatto non avrebbe potuto avere nessuna chance, neanche Biden darà la grazia ad Assange. Assange è tabù, è l'imbarazzo per il potere, per cui ha toccato dei tasti veramente dolenti, ha toccato personaggi di primo piano dell'amministrazione, soprattutto ha toccato i democratici, quindi uno si aspettava, dico magari attaccato soprattutto ai democratici, magari concede la grazia, e no, perché questa è una riprova ulteriore che non esistono democratici più repubblicani. Non c'è più nessuna differenza in politica estera. Voi potete mettere un Barack Obama o potete mettere, ecco, prendiamo una Hillary Clinton che è uno dei personaggi che possiamo definire, il termine potrebbe essere guerrafondai, perché è già stato usato nei suoi confronti, ma sicuramente lei è stata una dei motori dietro alla guerra, sicuramente in Libia, tant'è che Julian Assange chiama la guerra in Libia la guerra di Hillary Clinton, ma poi anche la guerra in Siria, comunque, quindi poi guardiamo le guerre che sono state promosse sotto la presidenza democratica di un Barack Obama. E onestamente dobbiamo dire che invece un presidente Donald Trump, che è un repubblicano, di guerre non ne ha promossa nemmeno una nuova.
è tutto rimasto congelato, ma non c'è stata nessuna guerra nuova, quindi non cambia niente che ci sia un democratico o un repubblicano al timone della Casa Bianca. La politica estera è quella e non è decisa dal Presidente degli Stati Uniti, è decisa probabilmente da questi interessi privati dietro in questo governo ombra. Attenzione, molti sono burocrati, i quali sono assoggettati appunto a queste lobby e non rispondono agli interessi del paese, agli interessi degli americani, quanto agli interessi delle lobby che li finanziano, che garantiscono la loro carriera, la loro permanenza al governo o al potere. E possiamo dire che questo governo ombra si estende anche qui in Europa? Il governo ombra è trasversale, non è un qualche cosa di italiano o di americano o italiano. Il governo ombra è ovunque, è trasversale. Ma anche da noi, voglio dire, non lo so se voi riuscite a vedere una destra o una sinistra, io francamente non la vedo più. Cioè, già Giorgio Gaber, vi ricordate cos'è la destra e cos'è la sinistra? Non c'è più, però serve, perché così allora riescono a far finta di litigare, far finta di litigare. Ma io vorrei qualche domanda da chi ascolta, qualche, non lo so, qualche dubbio che vi è sorto, qualche perplessità, qualcosa che vorreste chiarire, qualche altra, non lo so, qualcuno di voi. Vai. Sono sempre molto demoralizzata con queste notizie, no? E allora, al di là di prendere coscienza di queste cose, di leggere cose alternative come Nexus, questi libri, eccetera, cercare di diffonderli per quel che è possibile, beccarsi da negazionisti e di tutto di più, dal più della gente che segue i mass media. Che cosa possiamo fare? Si sente molto Cos'altro possiamo fare? Cioè, che cosa, capisco che per Assange, per che cosa si potrebbe fare di più? Il semplice cittadino come me, dico io. Allora, io credo che quello a cui tutti noi siamo chiamati è diffondere la consapevolezza, perché una democrazia funziona con un popolo attento, con un popolo con persone allerte, con persone consapevoli, perché dove c'è ignoranza è più facile manovrare. Per cui quello che noi dobbiamo fare è cercare, ricercare e diffondere consapevolezza. In pratica dovremmo essere tutti dei diffusori di verità. Esatto. Questo è quello che dovremmo fare. Ogni giorno magari una piccola fiammella che si accende. Ogni giorno, sì, come il premio Samadam, una fiammella accesa. Attenzione, la verità non è che la prendiamo da un albero, va verificata, attenzione, perché poi si può cadere anche in gran buona fede in un errore. Non so, a me all'inizio, quando ero all'inizio del mio lavoro di giornalista, mi dicevano 3 double check. Triple check, cioè un controllo, poi un altro controllo. Ci devono essere i documenti, ci devono essere dei personaggi veramente al di sopra. Proprio oggi con Tiziana stavamo guardando delle cose che erano state postate su YouTube, mi pare che fossero state, e davano per verità delle notizie e noi ragionavamo e dicevamo, ma momento, ma chi è questa signora? Data, dove, come, quando, perché? E poi c'è un sacco di gente che abbocca, la prende e la diffonde come se fosse vera. Ecco, bisogna stare molto attenti a quello che si diffonde, bisogna cercare, ricercare e controllare. Sì, questa è un po' l'importanza di saper fare informazione. Scusami. Di fare informazione, perché prendere le notizie, come si diceva all'inizio, è facile, ormai di informazione ce n'è pullola, veramente ce n'è tantissima e questa crea confusione. A volte anche le notizie false, le fake news vengono diramate appositamente, poi come vengono prese certe notizie, partono da una fonte, passano di sito in sito, vengono ricalcate, vengono strillate, alla fine la notizia è diversa da quella che era all'origine e oggi purtroppo si va poco in profondità. Informarsi vuol dire incrociare le notizie, andarle a ricercare, guardare chi la scrive, guardare la fonte, è fondamentale.
fondamentale, perché poi la confusione è facile da fare, già non abbiamo dati certi, perché se oggi vogliamo andare a vedere da dove cavolo è uscito sto coronavirus, ancora non lo sappiamo, non lo si sa. Eppure guardate cosa è successo da questo coronavirus, da quel giorno che ci hanno messo in lockdown, eccetera, eccetera, la narrativa, un certo tipo di informazione va avanti per un binario, cioè corretta o giusta o no, va avanti. Allora uno come può difendersi? Cioè o è pro narrativa e non si pone domanda, a quel punto è pro sistema e questo fa comodo al sistema. Colui che invece usa la testa, ragiona, si pone una domanda, viene tacciato subito con delle etichette. Perché? C'è necessità di dare etichette? Sì, perché bisogna dividere, è importante dividere, perché quando io ho fatto degli scaglioni, il negazionista, il complottista, addirittura il terrapiattista, cosa c'entra il terrapiattista col complottista, cosa c'entra col negazionista e soprattutto cosa c'entra il negazionista, che è un termine che risale appunto a tutt'altra situazione, cioè il fatto che io mi ponga delle domande non significa che sto negando la realtà, ma voglio comprenderla meglio, voglio approfondire meglio, voglio delle risposte che siano sensate. Se uno mi dà una risposta che non ha logica, mi potrò chiedere il perché. Allora dall'altra parte, attenzione, abbiamo dei collaborazionisti, perché colui che accetta passivamente tutto quanto è un collaborazionista e continuiamo a darci delle etichette, ma che cosa servono? Perché le etichette spaziamo, il vegano, il vegetariano, il carnivoro, cosa serve? Ognuno fa ciò che ritiene corretto fare per se stesso. Ma invece no, bisogna sempre etichettare e dividere, separare, dividi e timpera. Questo è fondamentale. E allora la differenza chi la fa, signori? L'ha sempre fatta il cittadino, il popolo. Ma se noi accettiamo passivamente, come se mi permettete racconto l'aneddoto che abbiamo vissuto poco fa insieme a Germana, siamo a prendere a consumare, la Germana è infreddolita, eccetera, eccetera, chiediamo se si poteva entrare nel locale, giustamente e scorrettamente la barista dice no, perché altrimenti ci possono multare. Bene, Germana subito prende la parola, ma se nessuno si ribella e tutti siamo pro sistema, quando le cambieremo le cose? Cioè, bisogna anche avere il coraggio di agire. Adesso dico, ognuno fa il suo, fa la propria parte, chiaramente. Chi sa fare meglio la faccia, non è che necessariamente uno deve fare ciò che non è in grado di fare, però concentriamoci su noi stessi e ognuno faccia nel suo piccolo la propria parte, cioè informarsi, saper rispondere quando ti fermano, quando ti chiedono un documento, quando ti dicono alza la mascherina, abbassa la mascherina, alzati in piedi, stai seduto. Cioè dobbiamo imparare a reagire, perché se non reagiamo la nostra libertà è veramente messa a dura prova. Rischiamo veramente, come Assange, di non vivere più, di essere in una prigione virtuale, ma una prigione, come lo siamo stati in questi mesi di lockdown, giusti o sbagliati, però li abbiamo accettati. Io Prego. l'etichetta me la prendo anche se vogliono dirmi che non mi interessa. Quello che credo è che la situazione sia ancora più grave di quello che diceva lei adesso, perché hanno cominciato a livello di social, a livello di quella che era quella libertà di espressione, comprese le fake news ovviamente, dei social in generale o di internet, hanno cominciato a mettere il bavaglio anche lì. L'abbiamo visto con BioBlue, avevamo un Pandora di Giulietto Chiesa, è un problema adesso perché si viene etichettati da Facebook appena si mette una notizia che ha nome Covid. Per dire un esempio banalissimo, non parliamo di altre cose, perché bloccano in continuazione le notizie, ci sono proprio dei controlli assurdi contro quelle che sono le verità. Certo. Però sono scomode e credo che la situazione sia ancora più grave di quello Ma la situazione è gravissima, la situazione in sé è gravissima, perché già quando è iniziato la pandemia, se tu hai visto nella rete nazionale RAI, uscivano degli slogan, delle testate che facevano informazione, chiaramente, e
Questo era indurre la gente di affidarsi solo a determinate testate, che quelle erano le testate che facevano informazione, quella corretta, quella che il sistema permette di passare. Tutto il resto sono fake news. L'informazione Ma chi, allora, c'è la domanda da farsi, chi controlla il controllore? Cioè, quando ti poni questa domanda, allora andiamo oltre. Chi controlla il controllore? E se vai a ricercare c'è nome e cognome. Sì. E quindi l'informazione passa per quanto vogliono dare un certo tipo di informazione. Allora tu, che sei una persona pensante, devi andare a ricercare in altre spiagge, in altre testate, in altre social. Della serie non ci sono più i giornalisti di una volta. No, Della serie non ci sono più i giornalisti di una volta, a parte qualche eccezione, perché mi è capitato di vedere un po' di tempo fa un documentario, sicuramente Germana lo conoscerà, quel direttore di un quotidiano inglese, quello che ha fatto la battaglia sui bambini del talidomide. Sì, 10 anni è durata la sua battaglia e hanno rischiato di tutto di più con quell'assurda legge inglese, che poi sono riusciti anche a far cambiare la legge. Volevo un'opinione personale tua, Germana, al di là del giornalismo, ma le battaglie che si stanno combattendo con queste varie fazioni, deep state, non deep state, eccetera, ma sono solo a livello umano o c'è anche qualcos'altro? No, vai, specifico. Cioè, una tua opinione personale, ovviamente, perché non è che tu puoi fare delle ricerche, cosa. Cioè, stiamo lavorando solo uomini contro uomini o c'è anche qualcosa sopra che sta portando avanti delle battaglie o da un lato o dall'altro? Guarda, io qui veramente è un'opinione personale, ovviamente, sì, no, perché... diciamo che io sono una razionale al 1000 per 1000, al 1000%, anzi, quindi se ho capito bene la tua domanda, tu stavi parlando di terrestri, di entità che adesso non stiamo a dire, cioè ci sono solo forze umane in campo o c'è qualcos'altro? È possibilissimo che tu abbia ragione da vendere. Cioè io non so se è vero o no, io non sto dicendo che io credo questo, cioè mi sto chiedendo, come si chiedono sempre e spesso le persone, ma è possibile che tutto questo sia dato solo da noi uomini? A parte che noi ne abbiamo già abbastanza, che siamo riusciti a combinarne di tutte di più. Senti, la domanda è pertinentissima. Diciamo che io sono un po' la persona sbagliata per rispondere, perché la mia razionalità mi porta a limitarmi a tutto quello che posso provare. Quello che non posso provare non lo escludo assolutamente, anzi, cioè, ritenere che sia tutto limitato a qui è un po' riduttivo, devo dire, però diciamo che io ritengo che abbiamo già talmente tanti problemi fra gli umani che cerco di gestire quello fra gli umani e di non perdere, certo. Non sono assolutamente in grado di darti una risposta, anche se è pertinente la domanda, assolutamente pertinente. Poi c'era chi diceva, chi sperava molto, no? Ne ho sentito parlare nell'ultimo anno, negli ultimi 2 anni, sperava molto su Trump, su quello che avrebbe potuto cambiare, eccetera. Poi io non lo so se riuscirà a ritornare a galla o ritornare sullo scenario, però mi sembra che anche quello si sia un po' sgonfiato. Guarda, Trump, e qui non è un giudizio né positivo né negativo, non ha potuto fare quello che avrebbe entrato, voluto. Ripeto, indipendentemente dal discorso repubblicani o democratici, perché non ha veramente più senso soffermarsi su queste divisioni che sono puramente oramai illusorie, non esiste. Certo. Quindi Trump è entrato e ha dato speranza a tutti, perché lui voleva terminare con questa situazione di ostilità subito con la Russia, per esempio. E qui voi vedete la cosa, il famoso complesso militare industriale. Allora, cosa c'è di più bello della pace? Quindi, indipendentemente da un presidente... Beh, dipende cosa c'è per noi, cosa c'è più bello della pace. Certo. Come noi. Infatti, quindi qualcuno che, repubblicano oltretutto, vuole appianare le diatribe con la Russia, vuol dire spianare la strada alla Russia, vuol dire sostituire la parola contrapposizione con la parola collaborazione,
eliminare questa brutta parola che per me è veramente competizione. Ma perché non possiamo collaborare invece di competere? Allora Trump sembrava avviato verso, è durato molto poco, è stato costretto a silurare quello che era all'epoca il Michael Flynn, che era il segretario alla sicurezza nazionale, che era praticamente un ponte con la Russia. Cioè, evidentemente qualcuno non vuole la pace, qualcuno non vuole la distensione, quello che di cui Eisenhower aveva messo in guardia la nazione, il complesso militare e industriale. C'è chi vive di guerra, ci sono dei pazzi scatenati, degli psicopatici che amano la guerra, e siamo a livello di psicopatia pura. Però ha dovuto ripiegare e si è avuta la netta sensazione che Trump fosse un po' teleguidato, cercava di dare un colpo al cerchio, un colpo alla botte per sopravvivere. Questo è stato, diciamo, la presidenza. Qualche altra domanda? Eccola. C'era quel signore là che aveva alzato la mano già da prima e sì. Io volevo sapere cosa pensa se Assange ha pubblicato tutto quello che gli è arrivato oppure ha tenuto qualcosa per sé, ancora qualche cartuccia da sparare? Allora, non lo posso sapere, posso sperare di no. Okay. Perché questo potrebbe aiutarlo a barattare, diciamo, tutti desideriamo rivederlo in libertà, ma soprattutto, mai come in questo periodo avremmo avuto bisogno di un Julian Assange. Certo. E un'altra cosa, oltre a Stati Uniti e Inghilterra, per l'Europa ha detto qualcosa di consistente, ha pubblicato qualcosa di importante per l'Europa, per l'Italia e per la Russia? Ma allora, per l'Italia lui ha pubblicato delle cose piuttosto compromettenti a proposito della guerra dei gasdotti e degli oleodotti. Lui ha parlato, parlando di quelli che sono, non so se avete sentito mai parlare di Nord Stream, South Stream. Cioè l'Europa soprattutto la Germania, ha raggiunto un accordo con la Russia per importare gas direttamente dalla Russia alla Germania senza passare per i paesi russofobici come sono i paesi del Baltico da un lato, oppure per l'Ucraina che sono veramente altra russofobia patologica. Quindi la Germania ha evitato, per evitare che questi paesi potessero boicottare il flusso del gas, ha stipulato un contratto direttamente con la Russia per approvvigionarsi direttamente attraverso il Baltico. E questo non è piaciuto agli americani, perché ovviamente non possono controllare. Non controllano più, mentre se fossero transitati per i paesi baltici piuttosto che per l'Ucraina, chiaro che 10.000 problemi e ostacoli, e ha cercato di bloccare il Nord Stream 1, non ci è riuscito. A questo punto, all'epoca di Berlusconi aveva trattato direttamente con la Gazprom e con Vladimir Putin per importare in Europa, in Italia, del gas, invece passando dal Mar Nero arrivava direttamente in Europa, avrebbe dovuto transitare per la Bulgaria e questo era il South Stream. Diciamo che qui i documenti di Julian Assange rivelano quelle che sono state le intromissioni del governo americano per bloccare le intromissioni addirittura sui vertici dell'ENI. C'era all'epoca, se mi pare di ricordare, c'era Scaroni e ci sono gli interventi dell'ambasciatore americano, questo si evince dai file pubblicati da Julian Assange, gli interventi dell'ambasciatore americano a Roma su Scaroni per impedire che questo progetto del South Stream venisse effettuato, praticamente per impedire questa convergenza fra l'ENI e la Gazprom, e ci sono riusciti perché il South Stream è stato bloccato, è rimasto a studio di fattibilità, mentre il Nord Stream
ha praticamente raddoppiato, perché oggi è in fase di costruzione, quasi ultimato, sempre che poi adesso si riesca ad ultimarlo, ma il Nord Stream 2. Comunque i file di Julian Assange qui rivelano sì le intromissioni americane su Berlusconi, che viene un po' messo alla deriva, viene un po' attaccato proprio per questo suo rapporto, per aver favorito questo rapporto fra l'ENI e la Gazprom. Quindi la risposta è sì, in questo caso c'è questo, non è molto sull'Europa, però questo è stato evidenziato dai file di Julian Assange. Ah sì, premesso che noi cercheremo di fare il nostro meglio perché le cose vadano bene, però lei che magari ha una visione più panoramica delle cose, in questo momento che ci sono diciamo due tendenze, le cose possono andare bene o le cose possono andare male, magari noi vediamo che da una parte c'è una sorta di mondo di incubo dove tutti quanti noi saremo cippati, gestiti, comandati, libertà zero, e da un'altra parte magari c'è una specie di risveglio collettivo della coscienza collettiva. Lei, il suo trend o il trend che le sembra di aver individuato, andremo bene o andremo male? Ci dica. Francamente a me sembra che un risveglio ci sia. Poi quanto sarà possibile realizzare quelli che erano anche i sogni e gli obiettivi di un Julian Assange, cioè la verità, il trionfo della verità e della trasparenza, è tutto da vedere, dipenderà, però una qual sorta di risveglio secondo me delle coscienze c'è, io lo sto notando, ci permetteranno di, non lo so, però io direi che c'è una briciola di ottimismo, mettiamocela perché sennò... Visto che la reattività del popolo italiano, prima si parlava di quello che possiamo fare, la reattività del popolo italiano mi sembra praticamente nulla. Allora mi chiedevo, nei confronti della vicenda Assange, come ha reagito il popolo americano? Ha avuto informazioni? Visto che anche lì mi sembra che tutti i mezzi di informazione, quantomeno i principali, siano di proprietà o controllati da una determinata tipologia di individui. Quindi c'è stata questa informazione, hanno reagito in che misura? Dal momento che, a quanto ci dicono, sono talmente democratici che vogliono perfino esportare la democrazia. Allora, sì, una vicenda di questo genere, con una compressione così elevata dei diritti, del diritto fondamentale di una persona, quale la libertà, dal momento che un'accusa appunto precisa non c'è, ecco, c'è stata una reazione perché mi viene il dubbio che quasi non ci sia questa gran informazione, forse. No, non c'è informazione, infatti, c'è un silenzio assordante. Ovviamente ci sono i soliti siti e i soliti giornali che potete trovare su internet, che sono un po' dei giornali di opposizione, è un po' una controinformazione, anche se bisognerebbe smettere di chiamarla controinformazione perché quella è informazione, ma comunque a parte questi pochi giornali, per il resto, ripeto, c'è un silenzio assordante. Di Julian Assange non parla nessuno. No, la cosa più curiosa, se mi permettete una divagazione, è che gli europei... Stendiamo un velo pietoso sull'Europa perché veramente stendiamo un velo pietoso. Gli europei oggi sono molto indignati per la carcerazione di un Alexei Navalny. Questo signore, questo personaggio che era un blogger, il quale oggi viene venduto come il più grande oppositore di Vladimir Putin, quando in realtà riscuote qualcosa come il 2% dei consensi. I russi manco sanno chi è, cioè voglio dire, non se lo filano proprio. Se c'è un personaggio del quale Julian Assange, Vladimir Putin non teme assolutamente niente, è proprio Navalny.
Ora, il principale oppositore, se vogliamo, se ha un oppositore, Putin è il Partito Comunista, che è l'unico partito che supera il quorum e che può fare un'opposizione a Putin, ma altro non c'è. Zhirinovsky, anche Zhirinovsky praticamente non esiste, ma soprattutto Navalny non esiste. Ma poi questo Navalny è un personaggio al quale Amnesty International, ma proprio molto recentemente, ha ritirato lo status, ha negato lo status di prigioniero politico, di prigioniero di pensiero, di opposizione, di coscienza, perché sono emersi i retrosceni di questo signore, che è un personaggio veramente caratterizzato da una fase di razzismo puro il suo. Sono emersi dei video in cui lui definiva gli immigrati cockroachers, scarafaggi, cioè veramente un personaggio molto poco pulito, e al punto che, ripeto, Amnesty International gli ha ritirato lo status di prigioniero di opposizione. È in prigione da qualche mese, ha delle pendenze giuridiche sulla sua testa che pendono, adesso esattamente non saprei quale, ma c'è anche mancata pagamento di una cauzione, rispetto dei termini cauzionali, insomma cose di questo genere. Quindi abbiamo un personaggio che è in prigione da poco, che ha delle pendenze giuridiche, e su questo l'Europa grida allo scandalo, perché è in prigione proprio un'Europa che non dice una parola per i 10 anni di carcere disumano di Julian Assange. Qui veramente uno si chiede quando finirà questa logica dei 2 pesi e 2 misure e la logica del quod licet Iovi non licet bovi, insomma, cioè, eppure hanno il coraggio di protestare per la carcerazione di Navalny. Ecco. Quelle notizie che ci trappelavano un po' in anticipo, queste notizie che arrivavano segrete, lei che opinione ha su queste? Allora, domanda da 100 milioni di dollari. QAnon, secondo me, è il classico esempio di qualcosa che nasce in un modo e finisce in un altro. Allora, inizialmente sembrava ispirata a un personaggio che doveva essere dei servizi segreti, pare dei servizi segreti militari, il quale voleva rivendicare, voleva testimoniare che insomma alla fine Donald Trump non era quel cavallo pazzo che la stampa americana cercava di dipingere. Però poi a un certo punto questa realtà di QAnon è praticamente è sfociata in quello che effettivamente è cospirazionismo puro, cioè quando tu sostieni qualcosa che non puoi provare, e lì cominciano i problemi. Quando qualcuno comincia a parlarmi di rettiliani, io lì mi fermo e dico: signori, io tutto possibile, però grazie, no, io non gioco, non vengo perché non ci sono. E lì a un certo punto poi la domanda invece vera è: ma non è che delle volte questi cospirazionismi spinti sono delle polpette avvelenate che vengono buttate proprio per screditare quello che è un filone, quindi noi non lo sappiamo. La verità è che non sappiamo esattamente. QAnon nasce in un modo, devia su un cospirazionismo veramente delirante, per come la vedo io, a un certo punto. Poi potrei sbagliarmi. Se qualcuno mi dimostrasse che mi sbaglio, mi arrendo e dico: mi sono sbagliata. Però mi sembra che al momento in cui siamo non sia seguibile. Che fosse così dall'inizio, che sia deviato per volontà altrui, questo noi non lo possiamo sapere. Al momento è non probabile, non c'è niente di probabile di quello che sostengono. Scusa. Chiaramente c'è tanto da dire, prendo anche un po' la palla al balzo della domanda di Francesca, che è molto curiosa. Io ti rispondo con la mia personale opinione, chiaramente non entro in merito perché ci vogliono poi le persone giuste per approfondire. Io credo che sì, siamo molto oltre, non siamo solo umani, c'è molto altro.
Conosciamo un'infinitesima parte della realtà ed è veramente un peccato, perché in questa infinitesima parte conosciamo anche noi stessi, e quando siamo qui alle soglie di una quarta rivoluzione industriale, dove si parla di cyborg, di macchine che addirittura sostituiranno l'umano, dico che peccato, perché noi umani non conosciamo ancora il nostro potenziale. Siamo degli esseri così interessanti, curiosi e unici, che anziché andare già al transumanesimo, sarebbe bello fermarci un attimo e conoscere più a fondo noi stessi, perché il potenziale che abbiamo dentro di noi è infinito, e non lo dico perché l'ho letto sui libri, ma perché lo sperimento su me stessa quotidianamente. Io dico che la vita è bellissima e vale la pena di viverla appieno, e cerchiamo di lottare insieme, perché nessuno può toglierci il piacere di vivere e il piacere e l'importanza della libertà. Con questo io chiederò a Francesca di invitare qualche nostro autore per affrontare questo argomento, e vi ringrazio di essere stati qui. Vi invito a leggere Julian Assange, perché è un libro completo, tutto tondo, e che vi apre sicuramente la mente. Vi invito a seguire Nexus, perché il nostro lavoro lo facciamo, ci impegniamo e cerchiamo sempre di darvi quel scorcio di informazione in più. Grazie e buona serata. Grazie. Vi ringrazio tutti di essere intervenuti, tenetevi in contatto. Grazie.